Gianfranco Iannuzzo questa sera ha ricevuto un riconoscimento dalla sua città, a dire il vero non è nuovo per il premio alla sua carriera, un'eccellenza non solo a livello nazionale. Me lo stai dicendo tu adesso, non lo sapevo, doveva essere una sorpresa, mi hai svelato questa cosa. Io sono venuto perché sono molto amico di Domenico Vecchio che organizza questa bellissima serata, mi fa anche molto piacere che abbia avuto questo successo, si vede dal pubblico che è seduto sulle scale addirittura. E poi perché sono un grandissimo appassionato di fotografia, sai bene che ho raccontato la nostra città in un libro che ha avuto un grandissimo successo e quindi mi fa un piacere enorme, che si chiama Gente Mia. Quindi siccome sono un fotografo dovevo decidere se fare il fotografo o l'attore. Davvero? Lo dico davvero. No, ma noi abbiamo visto anche delle fotografie. Esatto. E quando Domenico con questa giuria prestigiosissima che riguardava molti fotografi come Peppi Cacocciola, Pitrone oppure Massimo Palamenghi hanno deciso di premiarmi per una foto fatta a San Calò, intanto l'ho presa come una cosa di grande, come dire, incoraggiamento a fare ancora fotografia alla nostra terra, alla nostra città meravigliosa. E poi è una bella gratificazione perché molti fotografi mi hanno considerato da subito come un fotografo e non come un attore che fa fotografie, capito? Quindi mi ha fatto molto piacere. Quindi questa è una serata in cui si parlerà di fotografia e dell'amore che abbiamo gli agrigentini per questo San Calò, che è una cosa meravigliosa, è un simbolo San Calò, la dice lunga sul nostro modo di rapportarci agli altri, agli umili, ai reietti, ai diversi, non facciamo nessuna discriminazione sulla base della pelle, della religione, del colore della pelle. Quindi il San Calò è un simbolo il più bello che si possa immaginare. Francesco Picarella, presidente di Federalberghi, anche voi coinvolti nella manifestazione per il premio fotografa San Calogero, la Sagra, ma anche tante eccellenze. Assolutamente sì, lo facciamo già da 13 anni, quindi da 13 anni che diamo una mano a questa bellissima manifestazione che ci aiuta a noi operatori del settore a promuovere al meglio quella che è la nostra città, le nostre bellezze e soprattutto due feste, le nostre due feste meravigliose che sono appunto il Mandorle in Fiore e San Calogero e che ci mettono nelle condizioni naturalmente appunto di promuovere una città bella, vivace e che comunque ha nelle sue bellezze sicuramente un fattore predominante, quindi lo sponsorizziamo sempre questo concorso, lo continueremo a sponsorizzare e siamo qui per rendere omaggio appunto a tutti questi fotografi che si sono cimentati in questo bellissimo contest. Beniamino Biondi è il direttore del complesso museale Le Fabbriche, che da tanto tempo erano chiuse e questa sera ospitano questa bella manifestazione. Beniamino, cosa significa per voi intanto riaprire questa struttura bellissima, offrire alla città questo punto di aggregazione culturale, ma soprattutto ospitare questa sera questo premio? Questa occasione ci consente ancora di più e meglio di poter raccontare al pubblico della serata gli intendimenti e gli obiettivi di questo spazio, riaperto dallo scorso dicembre, ma devo dire che grazie ad un'intensa attività nel solco di libri, musica, teatro, cinema e tante altre iniziative che in questo spazio avranno luogo, siamo diventati una vera e propria istituzione culturale nel cuore più antico della città di Agrigento. Direi che la città meritava la restituzione di questo spazio agli stessi cittadini per lo svolgimento di attività di assoluto prestigio. Marco Savatteri della Savatteri Produzioni questa sera ci hai allietati durante la premiazione San Calogero e Mandorlo in Fiore con una performance nuova, Picciotti Show. Sì, lo diciamo con questo bicchiere di vino, Libiam nei lieti calici all'insegna dell'arte e della bellezza. Una serata dedicata alla fotografia, ma non solo, e dunque questa commistione di arti su questo palco. Picciotti Show è un Decameron siciliano scritto per omaggiare le leggende della Sicilia in un tempo senza tempo, una sorta di storia mitica anche questa, dedicata però alle tradizioni popolari e alle leggende e alla letteratura italiana e siciliana e agli autori siciliani che hanno reso la Sicilia grande nel mondo. Una performance che avete portato a Los Angeles, se non sbaglio, giusto? A Los Angeles insieme a Camicette Bianche e il Risveglio degli Dei stiamo portando il nome della Sicilia grazie al Made in Sicily con Giovanni Callà e Davide Morici. È un viaggio che sta continuando, presto vi daremo qualche aggiornamento. Abbiamo iniziato appunto con la California e ci sposteremo in altri lidi. Questa sera tu non sei stato soltanto il regista di questa performance, ma hai ricevuto un riconoscimento come ambasciatore della sicilianità e di Agrigento in particolare.
Che mi onora moltissimo in Vino Veritas, e vi dico che sono molto emozionato perché ricevere un premio del genere e ricevere il sostegno da parte della cittadinanza, del direttore Domenico Vecchio e di tutti coloro che scommettono nell'arte mi fa sentire in qualche modo protetto da una bella energia costruttiva. Dobbiamo tutti noi agrigentini impegnarci nel nostro mondo, nel nostro piccolo, nelle nostre possibilità a fare qualcosa per questa città, perché è bellissimo ovviamente criticamente scorgere le critiche, ma è ancora più bello costruire e risolvere le cose che sentiamo che non vanno ancora per il meglio, e quindi serate come queste che promuovono, che sostengono la cultura in tutte le sue forme, in tutta la bellezza delle possibilità espressive, servono a ricordarci che la volontà, l'entusiasmo e l'unione può fare veramente la differenza. Domenico Vecchio, 13ª edizione, ormai abbiamo passato la decina, però è proprio questo lo scopo promozionale di questa manifestazione. Intanto siamo particolarmente contenti per la partecipazione anche poi tutti puntualissimi, già alle 20 erano seduti, è una partecipazione incredibile. E poi siamo veramente contenti e orgogliosi perché abbiamo premiato le eccellenze del nostro territorio, e tra queste c'è sicuramente la Savatteri Produzioni, Marco Savatteri, di cui veramente andiamo orgogliosi e non vedevamo l'ora di consegnare questo premio. Ringraziamo Marco per la sua partecipazione insieme a tutti quelli che sono intervenuti. 13 anni di questa edizione fotografica, non a caso torniamo alle fabbriche dopo 10 anni, perché eravamo stati già qui 10 anni fa, e ancora una volta abbiamo avuto pure abbiamo premiato delle donne. Ricordo la prima edizione 13 anni fa abbiamo premiato una donna, Lorena Caruana, abbiamo invitato Lorena Caruana questa sera qui a premiare un'altra donna, un'altra fotografia, quindi siamo veramente contenti e soddisfatti. Grazie a tutti, appuntamento al prossimo anno e grazie anche a voi.